Amici di Directa Sport, buon pomeriggio. Le immagini di Andrea Farris ci portano al Comunale di Monastir, dove per la sesta giornata di ritorno, la 21esima del campionato di eccellenza regionale, scendono in campo Monastir e Nuorese. Soluzione a rientrare va con il destro Santoro, pallone dentro, messo fuori da Caddeo che invita allo scatto Cosu. La chiusura di Pinna, Santoro alimenta l'azione del Monastir, pallone dentro, qui il colpo di testa e poi c'è il gol di Cocco, aveva colpito di testa Laconi, il gol di Andrea Sanna per il Monastir. Si sblocca la gara del Comunale al sesto minuto, sul cross di Santoro l'intervento di Laconi, la spizzata su cui poi si è fatto trovare pronto alle spalle della linea difensiva della Nuorese Andrea Sanna. 1-0. De Solis lungo a cercare Caddeo, pressato da Zurbriggen, non c'è fallo, recupera il Monastir con Frau. Frau serve Cocco, ha spazio Andrea Cocco per andare al tiro, palla che esce. C'è Santoro verso il centro, il colpo di testa di Cocco, il riflesso di Trini. Monastir vicino al 2-0. Porta 5 saltatori la Nuorese nei pressi del limite dell'area. Va Cocco, cerca direttamente la porta, non bene Stevanato, quindi Pinna spazza via l'area di rigore, ha rischiato il Monastir. Importante occasione adesso per la squadra ospite. Emerson la mette al centro, De Murtas si coordina ma non arriva sul pallone, si dispera anche Cadau che era ben appostato. Trini in avanti a cercare Laconi, c'è l'anticipo di Frau, poi Braga rischia qualcosa, mette in movimento Sanna e poi attenzione, calcio di rigore, qui l'espulsione per Braga che era già ammonito. Andrea Cocco contro Trini, fischio dell'arbitro, va Andrea Cocco, la tocca Trini ma non riesce a evitare il gol del 2-0 del Monastir. Andrea Cocco realizza il suo quarto gol stagionale, c'era andato davvero vicino Trini, aveva battezzato bene l'angolo ma non è riuscito a trattenere la conclusione, dunque tanto qui il calcio di punizione battuto da Santoro. L'intervento in scivolata di Caddeo ha fatto sussultare la tribuna di Monastir. Tanto 5 giocatori della Nuorese al centro dell'area di rigore. C'è la battuta di Emerson che va a giocare fuori su Cocco, sistema il pallone Cocco, il tiro e la palla alta sopra la traversa. Ci ha provato la Nuorese ancora con uno schema su calcio di punizione. Prova a uscire la Nuorese adesso con Emerson, qui rischia un po' la Nuorese. Emerson, Trini e qui contrae il pallone corda, ci prova in rovesciata il Monastir con Feola. Caddeo ancora per Manca, cercate largo a destra, Manca invece sceglie dall'altra parte Tanda, il colpo di testa a chiudere di Pinna, poi c'è Puddu che ci prova ancora, palla alta e stavolta qualche apprensione in più per Stefanato. Sistema il pallone Cadau, arriva Emerson per la battuta, altra traiettoria a rientrare per il difensore brasiliano. La battuta di Emerson, Stevanato con i pugni, ancora Tanda pressato da Feola, perde palla, attenzione perché può distendersi ancora il Monastir con Santoro in area di rigore, Santoro la chiude il Monastir con Giacomo Santoro, ma altra leggerezza difensiva della Nuorese. Al 43esimo il Monastir fa 3-0, palla persa da Tanda, l'ha recuperata Santoro che poi si è lanciato in solitaria. Il Monastir che si è presentato da matricola in questo campionato di eccellenza ma con grandi ambizioni. Intanto Sarrizzu pesca al centro Nurchi riesce a scaricare per il numero 25 Pinna, in proiezione offensiva il capitano fa 4-0 al 44esimo. Manca si ritrova un po' isolato nel torello in maglia rossa. Qui arriva il triplice fischio del signor Tinetti che chiude
La gara del Comunale, vince il Monastir per 4-0 sulla Nuorese.